Buongiorno a tutti ragazzi, strano ma vero, secondo uno studio fatto da scienziati di Oxford, tutti quanti noi siamo convinti che mangiare carne aumenti giustamente il rischio di problemi a cuore, tumori, di queste malattie. E invece, secondo uno studio condotto per ben 18 anni su quasi 20.000 persone, ragazzi, quindi un gruppo solo vegetariani, vegani, come li vogliamo chiamare, e un gruppo che mangiava carne e verdure. E beh, ragazzi, è il risultato che chi non mangia carne addirittura, ragazzi, ha il 30% di possibilità di essere colpito da ictus. Quindi pensate un poco, tutti quanti pensano che questa dieta priva di carne, uova, latticini, diciamo, sia salutare, invece non lo è perché viene a mancare una vitamina, la B12, quindi privarsi della carne e di tutti i suoi derivati, diciamo come uova, come latticini, viene a mancare questa B12, quindi è il risultato che hanno avuto di più l'ictus quelli che avevano mangiato solamente vegano e non quelli che avevano mangiato di tutto. Quindi non è che la carne, diciamo, la carne fa male, lo hanno detto, però bisogna mangiare quel poco che basta, quindi non esagerare. Il discorso è sempre lo stesso, cioè si hanno delle conseguenze quando uno tende a esagerare, però gli scienziati dicono che la dieta deve essere variabile, cioè un po' di tutto, quindi verdura, carne, uova, però giustamente in equilibrio. Quindi come possiamo capire, hanno fatto questo studio 18 anni, 20.000 persone adulti, hanno avuto più ictus quelli che erano vegani, che non toccavano carne, uova, tutte queste cose qui. Quindi strano ma vero, quindi non è vero che mangiare vegano sia salutare, anche perché la scienza dimostra il contrario. Quindi non è vero, in effetti hanno anche sul fatto dei tumori hanno dimostrato che ci stavano le stesse, diciamo, se da lì erano caduti malati 100, dalla stessa parte è uguale, cioè il tumore, a parte da un'errata alimentazione, pure dalle sigarette, può essere da tanti fattori, però non è legato alla carne può essere il colon, sì, ma si devono mangiare davvero chili e chili di carne per avere tumore al colon. Non è che ti mangi 100 grammi di carne e ti viene il tumore al colon, no? Quindi gli scienziati hanno fatto sta dieta mediterranea da un lato e vegana dall'altro. Il risultato è uguale, i tumori erano uguali da qui e da qui. Gli ictus addirittura erano di meno di quelli che mangiavano la carne. In effetti chi era vegano era stato colpito il 30% in più da ictus, mentre chi aveva mangiato carne, pesce, uova, cioè tutto, aveva il 30% mancante di ictus, che l'ictus sappiamo che è una patologia che o ci rimani oppure ti rimane paralizzato, quindi ti rovina la vita, diciamo. Quindi diciamo che in Italia ci sono quasi 200.000 casi in ogni anno e solo il 20% di queste persone sopravvive, gli altri diciamo o sono costretti a portarsi dietro gravi disabilità, chi non può muovere mani, bracci, quindi non è la colpa della carne e quindi è dalla vitamina B12 che manca a farla apposta. Questa B12 sta nella carne, nelle uova, in tutto quello che i vegani non mangiano. Quindi in effetti, secondo questo studio, l'ictus risulta di più nelle persone che non mangiano carne, quindi i famosi vegani, vegetariani come vogliamo dire. Quindi questa è una ricerca che hanno fatto a Oxford, quindi il dottore Temmy Tong, quindi un cinese ragazzi, ha fatto questo studio che è durato 18 anni. Messo a confronto l'ictus è risultato di più ai vegani, quindi
non lo dico io, lo dice la scienza, anzi lo dicono 18 anni di durata di esperimenti, chiamiamolo così, un esperimento. Va bene ragazzi, vi lascio, quindi o mangiate la carne o no, è la stessa. Quindi una bella fiorentina non fa male ragazzi. Ciao a tutti e ci sentiamo alla prossima.